nell'anniversario del biennio di mandato del governo Meloni e ci è stato impedito dalla questura di esporre lo striscione con scritto "Rovesciamo il governo, liberiamo il paese", perché sostanzialmente ritenuto sovversivo. Si è conclusa così a Venezia l'iniziativa contro quelle che sono definite inaccettabili limitazioni al diritto di espressione e di manifestazione contenute nel DDL Sicurezza. L'espressione "rovesciamo il governo" è stata ritenuta inopportuna e quindi sul ponte di Rialto, accanto a quelli di CGIL Ampie articolo 21, l'associazione che richiama nel nome il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, non è stato possibile esporre lo striscione degli studenti medi e universitari. Poco prima in campo San Bortolo, esponenti di varie associazioni e partiti avevano chiarito i motivi della protesta contro un disegno di legge che secondo la CGIL non ha niente a che fare con la sicurezza delle persone. È un decreto che introduce 24 nuovi reati e soprattutto va a colpire la manifestazione del dissenso. Non sarà più possibile difendere una fabbrica con un picchetto, con una manifestazione, perché si rischierà fino a 2 anni di carcere. Questa è una scelta liberticida, repressiva che il governo fa perché non accetta il dissenso. Allora come sindacato chiediamo a tutte le forze sociali e politiche di opporsi contro questo disegno che ci fa diventare un paese europeo arretrato come l'Ungheria e non certo un modello per l'Europa. Il DDL Sicurezza è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato, ma già sul ponte di Rialto si potrebbe aprire il dibattito. L'utilizzo dell'espressione "rovesciare", riferita al governo, contiene un'implicita, censurabile incitazione all'odio o è una semplice e legittima espressione politica usata anche nel dibattito parlamentare? Per noi è un atto molto grave, riteniamo che sia importante avere il diritto di manifestare il proprio dissenso, soprattutto in un momento in cui si sta cercando di approvare un DDL, ovvero il DDL Sicurezza, che va sostanzialmente a minare la libertà di manifestare e di esprimere il dissenso nelle pubbliche piazze. Per la CGIL c'è poi anche un aggravante, che da un lato si dà un giro di vite, mentre dall'altro il governo abolisce i crimini contro la pubblica amministrazione. Serve libertà di manifestare, libertà di dissentire contro un governo che non sta dando risposte a lavoratori e pensionati che ormai non arrivano alla fine del mese.